c'è un grosso problema che coinvolge partiti politici e una parte dell'opinione pubblica che ha contribuito e contribuisce a non dare una comunicazione univoca sulla sicurezza dei vaccini. Non a caso ci sono alcuni parlamentari della Lega che vanno in piazza a protestare insieme ai Novax. Non a caso lo stesso capogruppo della Lega in Consiglio regionale ha attaccato pesantemente Salvini su questo punto, perché mentre Zaia, e lo dico insomma sapendo che sto all'opposizione, che se potessi evitare di fargli dei complimenti eviterei, però sebbene Zaia abbia dato un messaggio fin dall'inizio univoco e chiaro sulla necessità di vaccinarsi, la stessa cosa non si può dire di Matteo Salvini, che continuamente invece soffia esattamente sul fuoco di quelle paure, come al solito, di quelle perplessità, di quelle preoccupazioni legittime delle persone. Ora, io penso che se le forze politiche fossero tutte parimenti responsabili e fossero le prime a dare un messaggio univoco e a non cadere nella tentazione di rincorrere facili consensi sfruttando le paure della gente, forse uno ci sarebbe meno difficoltà nella campagna vaccinale, due anche le persone si avvicinerebbero alla vaccinazione con più serenità. Ma il Green Pass, io su questo non sono proprio per nulla d'accordo su quello che diceva Luciani, è anche uno strumento a favore dell'economia. E lo dico perché è 1 anno e mezzo che assisto al teatrino di Salvini e della Meloni contro le chiusure, riapriamo subito, non mettiamo i vincoli, ma tenere la sicurezza sanitaria del paese è anche garantire la sicurezza economica. Allora, se io oggi evito che una parte di cittadini che non solo non si sono vaccinati, ma non vogliono neanche farsi il tampone, vada a contagiare gente nei negozi, tengo sotto controllo la curva dei contagi ed evito nuove misure restrittive, evito nuove chiusure. E l'hanno capito gli albergatori tanto quanto i pubblici esercenti, tant'è che dicono siamo disponibili a verificare, a fare la verifica sul Green Pass. Le soluzioni qui e ora valgono bene, o le rivendicazioni valgono bene quando si sta all'opposizione. Nel momento in cui la Lega ha scelto di entrare nel governo, deve entrare a tutti i costi anche nella sfera delle responsabilità. E lo dico a Luciani e a Salvini che forse non l'hanno capito, ma il tempo delle decisioni scomode al governo non è finito. Se pensavate di venire al governo e fare lo show che se riapriva tutto il virus era passato, avete fatto male i conti. Stare al governo di un paese sottoposto alla pandemia vuol dire doversi assumere la responsabilità di decisioni scomode. Benvenuti anche voi al governo, cominciate ad assumervi la vostra parte.